Fake news, piene di bugie, piene di balle, costruite ad hoc per gettare discredito e fango nei confronti degli avversari politici. Non usa giri di parole per esprimere dissenso per l'attacco web di cui è vittima Alessandra Moretti, consigliera regionale veneta del PD e candidata Dem alle europee nella circoscrizione nord-est. Nei giorni in cui Facebook ha chiuso 23 pagine di notizie false italiane, la metà delle quali diffondeva contenuti a sostegno di Lega e Movimento 5 Stelle, spiega la Moretti, bisogna fermare questo manganello virtuale di cui sono stata vittima con la bufala delle tendine nei cimiteri per oscurare i simboli cattolici. Un video estrapolato ad arte rilanciato sui social. Sì, ho deciso di querelare Matteo Salvini, ho deciso di querelare Giorgia Meloni perché hanno costruito una bufala a mio danno circa appunto questa idea assurda sulle croci, sulle tendine nei cimiteri, e quindi io ho deciso appunto, siccome è stato provato che trattasi di una bufala, di una bugia, di denunciare chi ha speso addirittura 10.000 euro, pare, come Matteo Salvini, per divulgarle in rete. Notizie false e insulti è un modo di fare politica indegno di un paese civile, pericoloso per la democrazia. È bene che l'Europa si attivi per limitare, per bloccare, per sanzionare penalmente chi produce delle informazioni false e scatena l'odio sui social. La prima cosa che farò in Europa, se sarò eletta in Parlamento, è una legge sull'odio in rete, l'hate speech. Assolutamente sì, sarà un obiettivo, e chiedo a Matteo Salvini se è vero che lui ha speso parte dei 49 milioni che la Lega ha sottratto ai cittadini italiani per costruire questa piattaforma denominata Le Bestie, che costruisce appunto balle, bugie, bufale che vengono gettate addosso agli avversari politici. Vorrei che Salvini mi rispondesse. Riduzione del costo del lavoro, stop alla disparità di stipendio fra uomini e donne e tutela del Made in Italy sono solo alcuni capisaldi della Moretti. È necessario diminuire la pressione fiscale in Italia, è necessaria una pressione fiscale uguale per tutti. In Italia la gente guadagna troppo poco rispetto all'Europa. Allora, se noi diminuiamo il costo del lavoro, riusciremo anche a mettere nelle tasche degli italiani più soldi.